blocco di cemento sui binari della linea Treviso-Portogruaro rischia di far deragliare un treno a Summaga. La polizia ferroviaria dà la caccia ai vandali. Secondo gli investigatori potrebbero essere molto giovani i responsabili. Tentato disastro colposo, è questa l'ipotesi di reato della quale sono accusati i vandali che a Summaga hanno rischiato di far deragliare un treno. La polizia ferroviaria indaga su quella che è considerata una tragedia sfiorata. Il servizio. Potrebbero essere anche molto giovani, dei ragazzi molto giovani che così hanno voluto fare una bravata. Giovani vandali con la folle idea di sperimentare il brivido. Gli investigatori non hanno dubbi, un gruppo di giovani sarebbe responsabile di un incidente che soltanto per miracolo non si è trasformato in tragedia. Una cancellata di cemento gettata sui binari della linea Treviso-Portogruaro all'altezza di Summaga. Assieme al pesante manufatto anche dei cartelli stradali divelti. E poi forse via a nascondersi lì vicino per vedere cosa accadeva mentre arrivava il treno. Soltanto la prontezza dei macchinisti del treno regionale 5637 partito da Treviso è riuscita a evitare il peggio. Impossibile non impattare contro il manufatto in cemento, ma la frenata ha attutito lo scontro, impedendo che il convoglio carico di passeggeri trevigiani e veneziani deragliasse. Le prime indiscrezioni parlavano di un furgone grigio visto dalle parti dei binari poco prima dell'impatto, ma la polizia ferroviaria che indaga sulla vicenda è convinta che non si tratti di un atto compiuto da criminali organizzati. Stiamo raccogliendo elementi anche attraverso le persone che abitano nella zona in cui si è verificato l'evento, da cui sembrerebbe emergere che si è trattato di una ragazzata, anche se rispetto alla ragazzata classica è una maggiore consistenza. Certo rimane l'inquietudine per un gesto gravissimo e sconsiderato, probabilmente un gruppo formato da persone numerose, se è stato capace di portare sui binari un manufatto così pesante. Noi comunque abbiamo già intensificato i controlli su tutte le linee per evitare che eventi di questo tipo si possano ripetere, insomma contiamo di poterli prevenire. La procura ha aperto un'inchiesta per tentato disastro colposo e interruzione di trasporto pubblico. La polizia ha sequestrato cancello in cemento e cartelli, la ricerca di tracce, i responsabili rischiano molto e la polizia starebbe stringendo il cerchio. Abbiamo già degli elementi che insomma ci potrebbero consentire di avvicinarci agli autori.